È tutto un magna magna. Cucina all'italiana con Sammy Varin. Zitto che è tutto vero. È davvero tutto un magna magna. Buongiorno, ancora buongiorno da Sammy Varin. Buongiorno, buonasera e buonanotte perché andiamo in replica negli orari più impensati del giorno e della notte. Il buongiorno si sente dal Varin ormai questa settimana, l'avete capito, rassegna stampa e non soltanto una puntuale controinformazione, quella di Radio Libertà, che a quest'ora del mercoledì ha in onda qualcosa di particolare. Sì, ritorna dopo la pausa ferragostana, è tutto un magna magna. Gli appuntamenti da non scordare in tutta Italia con feste, sagre, roba dove si balla e chiaramente tiro l'acqua anche al mio mulino e ci ficco dentro anche qualcosa di targato Lega. No, ma cosa dici mai? Prima però, signori, devo farvi venire fame, la voglia di festa, di sagra, riuniti intorno a un fuoco. È la cosa più bella che c'è in estate, ma anche in autunno e in inverno. Riuniti intorno a un fuoco, fare una bella chiacchierata con un tuo vecchio amico o scoprirne di nuovi. Bene. Partiamo molto bene con la canzone indipendente quest'oggi, un ritorno che ci fa tanto piacere perché è un artista brianzolo molto amato e quotato, si sta facendo notare in tutti gli ambienti. Alessandro Villa, lui scrive musica ma soprattutto è un comunicatore, si parla certamente di problematiche che riguardano la nostra vita e soprattutto chi magari ha qualche deficit, chi si sente incompreso, chi non riesce a comunicare come vorrebbe. Alessandro Villa riesce a comunicare come? Attraverso la musica e i testi delle sue canzoni. Beh, sta per uscire, qui me la tiro perché ve lo faccio ascoltare in anteprima assoluta su questa radio, la nuova canzone scritta da Alessandro Villa. L'artista si chiama così, Villa Lenotti. Perché? Perché Lenotti è la voce che conoscete benissimo, Matteo Lendo Lenotti, vecchio amico delle nostre frequenze, ma oggi in arte Villa Lenotti ci fa ascoltare il nuovo inedito che deve ancora uscire, ma io ce l'ho già. Si intitola per l'appunto Davanti al fuoco e racconta la bellissima sensazione che magari avete provato quest'estate, di ritrovarsi intorno a un fuoco, chiacchierando con vecchi amici e ritrovando magari quella voglia di guardarsi negli occhi, di stare insieme, che sembra abbiamo perduto. Signori, Davanti al fuoco, Villa Lenotti. Come cowboy davanti al fuoco, siamo qui, la tenda è già piazzata là, il sole nascerà, parleremo di noi, è una bella sensazione. Con la chitarra è pronta una canzone. Siamo noi, quei due ragazzi che vedi in quella fotografia. Siamo solo un po' cresciuti e comunque sia. Davanti al fuoco tutto sembra migliore, perché la luce della fiamma illumina il nostro buio interiore. Davanti al fuoco tutto sembra migliore, come cowboy davanti al fuoco. Che senso di libertà, il fuoco è ancora acceso,
e forse anche per noi è giunto il momento della riappacificazione e comunque sia. Davanti al fuoco tutto sembra migliore, perché la luce della fiamma illumina il nostro buio interiore. Davanti al fuoco tutto sembra migliore, sembra migliore. Run the stage except tonight. Heaven, run the stage except tonight. Heaven. Davanti al fuoco tutto sembra migliore, perché la luce della fiamma illumina il nostro buio interiore. Davanti al fuoco tutto sembra migliore, sembra migliore. Nuova produzione per Alessandro Villa, in arte Villa Lenotti, questo connubio con Alessandro Villa che scrive e Matteo Lendo Lenotti che interpreta. È un feat stupendo, ma soprattutto, signori, racconta una cosa bellissima, questi due vecchi amici che si siedono insieme intorno a un falò. Ed ecco il potere curativo dei ricordi condivisi, è quello che ti fa superare le differenze, le distanze, quello che ci permette ancora una volta di riabbracciarci, di raccontarci guardandoci negli occhi. Stiamo perdendoci, ricordate queste parole. Per fortuna ci ritroviamo minimo negli eventi, nelle feste di paese, nelle feste targate Lega e magari ascoltando pezzi come questo, Davanti al fuoco di Villa Lenotti, in assoluta anteprima qui su Radio Libertà, che ritroverete su tutti gli store musicali, ma anche semplicemente su YouTube da fine mese. E intanto però, signori, abbiamo parlato del fuoco, abbiamo parlato del ritrovarsi insieme, non posso far finta di niente, questo è tutto un magna magna, ed è vero, salutiamo Simone che è venuto anche lui a magnare, vai, è tutto un magna magna. E allora sai dove ti mando, Simone? Lo so, te l'aspetti tu, adesso chissà dove mi manda. Ti mando alla Sagra della Quaglia. Guarda qua, signori, 5, 6, 7 settembre, Sagra della Quaglia. Adesso ti vai a cacciare nei casini, caro Sammy Varin, perché si trova a Santa Maria Nuova. Che uno dice, ma dov'è Santa Maria Nuova? Lo scrivo su a Santa Maria Nuova. Esiste un paese che si chiama Santa Maria Nuova in provincia di Ancona, ma che ignoranza sto Sammy Varin, veramente sei vergognoso. 5, 6, 7 settembre, la Sagra della Quaglia. Si mangia la quaglia. Venerdì 5 settembre il torneo di burraco, sabato 6 settembre l'apertura degli stand, domenica anche qua, signori, si mangia e si beve a Santa Maria Nuova, provincia di Ancona, alla festa della quaglia, la Sagra della Quaglia. Sono sempre qui che però aspetto di capire se c'è la quaglia. No, non è detto. Attenzione, siamo ad Osimo, non ci allontaniamo assolutamente, però giustamente queste sono le segnalazioni che non conoscete se ascoltate le altre radio, sappiate che le dico soltanto io. Tra le colline delle Marche, a pochi passi dalle spiagge della Riviera del Conero, c'è Osimo e arriva sempre 5, 6, 7 settembre la Sagra del Fagiolo.
E anche qui uno si aspetta chiaramente che ci siano milioni di fagioli. Non vi dico altro. Questi sono input, signori, che vi sto dando perché la voglia di muoversi anche in settembre è tanta. Abbiamo ricominciato a lavorare, siamo tutti tristi, però ci sono i weekend, ragazzi, ci sono i weekend e allora non vorrete stare mica a casa tutto il weekend. Vado da un'altra parte? Ok, vediamo un po' dove mi porta. È tutto un magna magna, attenzione. Ma cosa c'è anche il video qua? Fa vedere il video. Quella! Signori, Castelvetrano! La sagra del pane nero, signori. Pane nero, adesso non fate i razzisti, è una cosa buonissima. Castelvetrano, provincia di Trapani, sagra del pane nero. C'è tempo, 18-19 ottobre, ma tutto ciò fa già venire fame. Castelvetrano, provincia di Trapani, altra idea che nessuno vi dice, perché ascoltate le solite radiolone, Radio Monte Carlo, queste cose non ve le dirà mai. È tutto magna magna, c'è il palio di Somma Vesuviana. Oh, che bella ragazza, fammi vedere. Peggio per voi se non avete la radiovisione, in arrivo anche quello palio di Somma Vesuviana, chiaramente ci troviamo in Campania. Appuntamenti da non scordare in tutta Italia, vedo che si sta avvicinando un altro appuntamento, siamo sempre in ottobre, giustamente mese di castagne, e allora 5, 12, 19, 26 di ottobre, appuntamento con la sagra del marrone e dei frutti del sottobosco. Attenzione, siamo a Palazzuolo sul Senio. Che è un lavoraccio è questa cosa. Palazzolo sul Senio. Sai, noi padani conosciamo Palazzolo sull'Olio, ma non ci siamo mai allontanati più di tanto da quella zona. Siamo in provincia di Firenze, Palazzolo sul Senio, 1107 abitanti, città metropolitana di Firenze, ragazzi. Segnate giù, 5, 12, 19, 26 ottobre, la sagra del marrone, delle castagne e dei frutti del sottobosco. Interessante. Appuntamenti da non scordare, poi dopo arrivano anche quelli targati Lega. Aspetta un momento, la sagra del raviolo. Cameri, area mercato, eccolo lì, mi mancava effettivamente un bel raviolone, ti fa venire voglia di mangiare e anche di bere qualcosina, che per provincia di Novara siamo a 2 passi in questo caso, possiamo assolutamente farcela, sì. 5, 6, 7 settembre, alle chi? È chiaro, via Sabbioncelli, area mercato, si mangia e si balla anche con serate musicali a partire dalle ore 21, asporto disponibile, quindi il raviolo ve lo potete portare anche a casa. Cameri, area mercato, sagra del raviolo, 5, 6, 7 settembre, anche a pranzo. Lo so, d'altronde mi manca un bel raviolone fatto bene, poi magari ci sono anche vari sughetti, ok, d'accordo, ma c'è anche la festa del baccalà, 19, 20, 21, 26, 27, 28 settembre, ma anche in ottobre, 2, 3, 4, 5 ottobre a Robegano, in provincia di Venezia, area industriale. Fammi vedere un attimo. Vabbè, cacchio, non posso leggere queste cose. La nostra proposta gastronomica: pasticcio, gnocchi, risotto al baccalà, piatto del ventennale, crostini con baccalà mantecato,
pasticcio al baccalà, baccalà alla vicentina, baccalà fritto, polente e patate fritte, degustazione di baccalà condito, mantecato in umido alla vicentina, bis di baccalà freddo, anche questo condito e mantecato, ma c'è anche caldo, umido alla vicentina. Se poi non vi piace il baccalà, ragazzi, c'è il petto di pollo, la bistecca ai ferri, piatto rustico, porchetta, soppressa, formaggi di malga, funghi e polenta. Sì, no, interrompo le trasmissioni, basta. No, non è pensare. C'è anche il piatto di malga con i formaggi misti di malga con pane. Dobbiaco alla piastra con funghi e polenta. Sì, inizio a essere nervoso perché sta cosa non me l'aspettavo. Io pensavo di leggere solo festa e baccalà, adesso ci hanno messo anche il menù. 19, 20, 21, 26, 27, 28 settembre, anche in ottobre, 2, 3, 4, 5 ottobre, Robegano, provincia di Venezia. E certo che se avete parenti o amici a cui piace il baccalà è una sorpresa bellissima, stavo dicendo è una soppressa bellissima, è una sorpresa bellissima, fai finta di niente, dici non ti dico dove ti porto ragazzi, Robegano e vai con baccalà a gogo. Sì, ci sono tanti altri appuntamenti, potrei proseguire fino a domani, ma a questo punto tiro l'acqua a sorpresa, come no, ve l'aspettavate, al mio mulino, il mulino di Sammy Varino, perché tra gli appuntamenti da non scordare, gnam gnam, mangerecci, e c'è questo, e dai, fai vedere che bell'uomo, chi è quell'uomo in locandina? Ma sono io, e dai, sì, vabbè, sono più bello del solito in questa foto. Domenica 14 settembre, quindi non questa, la prossima, c'è lo Spiedo Padano. A proposito di cose mangerecce, è lo Spiedo bresciano. Se non sapete cos'è, va bene, cerco anche questo su Wikipedia, perché ho capito che oggi Spiedo bresciano, ho capito che oggi volete fare i precisini. Lo spiedo bresciano è un piatto tradizionale della provincia di Brescia caratterizzato dalla cottura lenta di vari tipi di carne, principalmente maiale, coniglio e pollo, su spiedi bagnati con burro fuso e accompagnati da patate e salvia serviti tipicamente con polenta. La cottura, che può durare dalle 4 alle 6 ore su bracci di legna, richiede una costante rotazione e un'attenta spiedatura delle carni per garantire una cottura omogenea e una carne tenera e saporita. Ragazzi, io non lo so, ti faccio vedere anche la foto. Dio mio, ma no, qui questa è una, state attenti, è una roba molto erotica, siamo in fascia protetta, però è tutto vero, signori. Ve la sto mostrando in radiovisione, ragazzi. La carne dello spiedo bresciano, ti mettono su anche la ricetta, ma cosa ce ne frega della ricetta? Perché noi lo mangiamo, ce lo porteranno direttamente sul tavolo. Domenica 14 settembre a pranzo al ristorante Birreria La Loggia, che si trova a Rovato in provincia di Brescia, in via Salvella 18. Uno spiedo che c'è ogni anno, intorno a metà settembre, prima di Pontida. Guarda caso, è proprio la domenica prima di Pontida, per cui chi non può venire a Pontida il 21 settembre perché c'ha altri impegni, perché sarà una giornata pesante, non lo metto in dubbio, ma noi siamo forti, ce lo abbiamo molto duro politicamente, beh signori, potete venire la domenica prima a pranzo, un appuntamento più tranquillo, ma con ugualmente i big della Lega presenti. Guarda caso, a mangiare ci sarà anche un certo Sammy Varin, sì, con il Marco Grimoldi, responsabile gadget di Radio Libertà, e quindi ci sarà anche Radio Libertà, e porteremo in anteprima i nostri gadget, quelli che poi troverete a Pontida la domenica dopo. È chiaro che se venite domenica 14 settembre ve li potete portare a casa prima, d'accordo? A mezzogiorno, ristorante Birreria La Loggia, ci siamo noi di Radio Libertà, ci sono i big della Lega,
non vi rimane che prenotare. Eh sì, non si arriva mica a sorpresa, ignorante, prenotazione obbligatoria, costa poco, rende molto, adulto 25 euro, i bambini non pagano, fate i figli finché siete in tempo. Prenotate a questo numero, Rita 338 87 00 817. Lo ripeto perché siete un po' addormentati. 338 87 00 817. Dite che avete sentito Sammy Varin su Radio Libertà e che volete partecipare allo Spiedo Padano di domenica a mezzogiorno presso il ristorante Birreria La Loggia. Sono le 12:30 o un altro orario se mi sentite in replica. Ci fermiamo, ma solo per qualche istante. Chiudiamo, è tutto un magna magna, ma subito dopo, signori, non scappate perché parte la rimanenza di Potere al Popolo e partiremo con un pezzone di un artista canadese che si chiama Daniel César e di cui vi parlerò tra poco. Restate lì. Avete ascoltato È tutto magna magna. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera.